Inaugurata ufficialmente in via Giobatta Bassi, nell'area dell'ex stabilimento Dormish, la nuova sede dell'ITS Academy Udine, realtà fondata nel 2010 che forma tecnici superiori nelle aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle imprese. I lavori di costruzione, avviati a inizio 2023, hanno visto l'impiego di materiali essenziali come l'acciaio, il legno e il vetro con un'impronta ecologica bassa. Dal punto di vista energetico, inoltre, la nuova sede è completamente alimentata da fonti rinnovabili. Lo spazio che è dedicato all'ITS è di circa 4.000 metri quadri. Quasi la metà è dedicata proprio ai laboratori, ma una parte importante è rappresentata dallo spazio di socializzazione e di studio, perché i giovani devono confrontarsi tra di loro, devono imparare a lavorare in team per poter crescere insieme. Abbiamo anche un parco che durante l'estate sarà messo a disposizione dei nostri ragazzi, ma è un parco che è anche per la cittadinanza, in un rapporto continuo tra città e noi. Avevamo due elementi importantissimi per produrre energia: il sole, che conosciamo bene, quindi energia fotovoltaica, e in questo caso anche l'acqua, che con la sua energia idraulica può, e in questo caso produce, energia elettrica attraverso un impianto idroelettrico. Quindi lo diciamo con fierezza, il 100% delle energie, quindi riscaldamento e climatizzazione e energia elettrica per luci, forza motrice, arrivano da energia green, vera energia green. Ricordiamo quanto sono durati i lavori. Sono iniziati a febbraio 23 perché prima c'erano le bonifiche e le demolizioni, e sono finiti la parte scuola a febbraio 2025.